Ricordare gli uomini e le donne della Resistenza che sacrificarono la propria vita per liberare l'Italia dal nazifascismo. Ieri, in occasione del 71esimo anniversario della liberazione dell'Italia, l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e l'amministrazione comunale di Nuoro hanno deposto un mazzo di fiori sulla tomba del tenente Antonio Mereu, ufficiale del Regio Esercito, assassinato dai nazisti il 12 ottobre del 1944, mentre combatteva nelle file della formazione partigiana di Giustizia e Libertà in Emilia-Romagna. Per il suo sacrificio, Attila, questo è il suo nome di battaglia, è stata conferita una medaglia d'oro alla memoria. Alla breve ma sentita cerimonia sono intervenuti Fabrizio Beccu, presidente del Consiglio Comunale di Nuoro, e Pietro Dettori, presidente provinciale dell'ANPI. Presente anche un picchetto d'onore dei vigili urbani. Una cerimonia che ha accomunato ad Antonio Mereu la figura di Piero Borrozzu, altro martire della Resistenza, un percorso di vita parallelo nelle fila del Regio Esercito. Originario di Orani, Borrozzu dopo l'armistizio entrò a far parte dei partigiani in Liguria. Per evitare rappresaglie nazifasciste si consegnò ai suoi carnefici e venne fucilato a Chiusole il 5 aprile del 1944. Anche a Borrozzo è stata assegnata la medaglia d'oro al valor militare. Due giovani che nel momento più tragico della storia recente d'Italia decisero di sacrificare la propria vita per il paese.